Il nostro è un progetto molto ambizioso, rivolto a quello che è il miglioramento dell'accessibilità museale qui in museo. Per accessibilità intendiamo rivolgerlo sia alle famiglie che alle persone con disabilità, però accessibilità in senso lato, quindi anche un'accessibilità culturale. Questo sottolinea il ruolo del museo non solo come luogo di cultura, luogo volto alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche il ruolo sociale che deve avere il museo rivolto appunto alla società. Al via alla Gipsoteca Canoviana di Possagno un progetto mirato all'inclusione. Museo Senza Barriere ha visto la luce ancora nel 2019 con una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra di 13.000 euro, denaro che servirà ad avviare corsi per le guide alla scoperta delle opere del grande artista neoclassico rivolte ai ipovedenti e ciechi, ma anche a sordi con l'introduzione di figure di esperti nel linguaggio dei segni. Ancora aperture straordinarie, rivolte a precise cerchie di persone con determinate problematiche, ma anche attenzione alle famiglie pure sotto l'aspetto economico, con agevolazioni a chi si trova in ristrettezze. Insomma, un team che vede lavorare a stretto contatto museo, fondazione, università, architetti, esperti e un territorio per permettere davvero a un'intera comunità di godere della bellezza immortale del patrimonio canoviano. Il Museo Senza Barriere è un'iniziativa davvero speciale per noi, perché senza barriere significa senza barriere architettoniche, senza barriere fisiche, senza barriere culturali, e questo è quello a cui noi tendiamo.